Che cosa può dire oggi la figura di San Paolo ad un giovane? San Paolo parla, a mio avviso, ad un giovane anzitutto del fatto che Dio è un Dio vicino, Dio in cui crediamo, Gesù Cristo, è un Dio che è veramente la risposta alle domande più profonde del nostro cuore e per questo San Paolo è un modello sempre per il cuore di un giovane. Dice anche il fatto che Dio è un Dio fedele, cioè un Dio che ci sta sempre vicino e non ci abbandona. E per esempio le immagini dei papi stanno proprio a testimoniare questo, che nella storia dell'uomo, anche con tutte le sue fragilità, Dio è stato sempre vicino alla sua Chiesa, così come è vicino al cuore di ogni uomo. Qui a San Paolo fuori le mura è presente anche un'abbazia con una realtà di monachesimo. Che cosa significa vivere una realtà di monachesimo all'interno di una città come Roma? È un punto di riferimento spirituale perché i monaci danno il servizio della liturgia, che da sempre è una caratteristica dell'ordine benedettino, una liturgia che poi è arricchita anche dal servizio delle confessioni, che incessantemente è fornito ai fedeli di tutto il mondo, e un centro di studio della parola, di direzione spirituale, quindi è all'interno del panorama di Roma un punto di riferimento proprio in cui i monaci cercano di offrire le peculiarità della loro spiritualità al servizio proprio anche dell'apostolato.